Una mostra veneziana, Resistere senza armi, questo è il titolo di questa mostra dedicata ai soldati italiani che vennero internati nei lager nazisti tra il 43 e il 45. La maggior parte di loro non volle giurare fedeltà né a Hitler né ai fascisti di Salò. Vediamo. Io ero in Balcania insieme con la divisione Venezia. Ci hanno preso, come le ho detto, e ci hanno portato a Belgrado. Lì hanno fatto le solite richieste di adesione o no alla Repubblica Sociale. Voi che non avete accettato, dove siete stati internati? Da Belgrado ci hanno messo in treno e siamo andati via Vienna verso il nord della Germania. Gino Marchesin di San Stino, classe 1923, si fa fotografare accanto a se stesso, ragazzo, in divisa, sorridente, prima del dramma della prigionia, perché i 20 anni sono i 20 anni perfino in piena Seconda Guerra Mondiale. Egidio Simonetto di Castelfranco, che va per i 96, fruga nei ricordi radunati nella torre di Porta Nuova all'Arsenale di Venezia. Anche qui, fra i marinai, si tentò una resistenza. Resistere senza armi è tutto quel che poté fare il grosso dei 650.000 internati militari italiani, sbandati, deportati come loro due nei lager nazisti dopo l'8 settembre 43, costretti in massima parte a lavorare da schiavi. 50.000 morirono di violenze, malattie, stenti. Il vitto naturalmente era quello che sappiamo, cioè il minimo possibile. Poco per vivere, abbastanza per non morire. Quella era la frase che loro adoperavano di più i tedeschi. Forse abbiamo resistito perché ogni sera c'era un giornale parlato. Il giornale parlato di chi riusciva con la sua preparazione a portarsi nel suo argomento. E io adesso vi dico dei nomi. Lionetto Amadei è diventato presidente della Corte Costituzionale. Lazzati era professore del Sacro Cuore di Milano. Alessandro Natta dopo sarebbe diventato il segretario del Partito Comunista. Pace era un filosofo. Ogni sera noi avevamo un argomento che sentivamo da questi. Questo vi ha tenuto vivi? Probabilmente questo anche ha servito molto. Oggi fortunatamente stiamo recuperando questa memoria, che è una memoria multipla. Sono 650.000 storie diverse, sono 650.000 storie dal nord al sud dell'Italia e che restituisce veramente un capitolo tra i più toccanti e al tempo stesso più importanti per l'Italia democratica. 9 militari italiani su 10 rifiutarono di giurare fedeltà alla Germania di Hitler e alla Repubblica di Mussolini. Piuttosto che piegarsi, preferirono soffrire e morire, dice il monumento un po' dimenticato ai giardini di Castello. Rimossa a lungo pure la loro sorte. Certi erano stati fascisti convinti. Gli istituti per la storia della resistenza di Venezia e Treviso li raccontano con una mostra e una rievocazione, testimoni anche nella tragedia della tragedia degli ebrei, intravisti fra i reticolati, massa informe di casacche a righe, come branchi di zebre, scrisse sgomento un soldato italiano, non più umani, annientati, già da vivi. E la cosa mi ha colpito perché questi uomini non sanno dare un nome ad altri uomini, dicono hanno sembianze umane, li chiamano dalle divise, li chiamano zebre, si inventano un linguaggio per poterlo testimoniare, per ricordarlo prima e per scriverlo. Quindi ho letto diari e memorie anche degli anni 80-90, ma rimaneva fissato questo termine. Mi ha molto colpito, da qui abbiamo anche pensato di costruire uno spettacolo per testimoniare a nostra volta questa idea. E questa mostra anche in occasione del 27 gennaio, che lo ricordiamo, è la giornata della memoria.